Venezia. Dopo una serata tra studenti in campo Santa Margherita, un 22enne senegalese ha chiesto ospitalità per la notte a un veneziano conosciuto sul posto. Il ragazzo, che abita in un appartamento di studenti in zona Pietà, ha accettato. Al risveglio però la piacevole scoperta: dal portafoglio erano spariti 700 euro. Dopo aver chiesto ai coinquilini, il veneziano ha iniziato a sospettare dell'ospite e ha chiamato i carabinieri. A quel punto il senegalese si è allontanato con una scusa, senza tentativi di resistenza da parte degli inquilini, intimoriti dalla sua possenza fisica. Ha preso un vaporetto direzione stazione, ma una pattuglia del nucleo natanti l'ha bloccato e perquisito. Con sé aveva il denaro. È stato arrestato. Chioggia. Un 55enne con numerosi precedenti a carico è stato arrestato per aver derubato un anziano. Sono state le telecamere di videosorveglianza di un negozio in cui ha agito ad incastrarlo. Avrebbe infatti rubato il portafoglio alla vittima per poi utilizzare il suo bancomat per un totale di spesa di 250 euro. Il 55enne, già affidato in prova ai servizi sociali, è stato deferito per furto con destrezza all'autorità giudiziaria, che ne ha immediatamente revocato la misura alternativa, disponendone appunto l'arresto. Mestre, spero con il cuore che tu un giorno mi possa ricevere perché la mia vita possa cambiare. Queste alcune delle parole che un 31enne ha scritto in una lettera inviata a Papa Francesco, e inaspettata è arrivata la risposta. Sua Santità ha ricevuto con riconoscenza le devote espressioni di omaggio che gli ha recentemente inviato, unite a una particolare richiesta, si legge. Il 31enne veneziano infatti aveva chiesto di essere ricevuto dal pontefice. Le comunico, prosegue la risposta, che il Santo Padre è lieto di incontrare quanti lo desiderano nel corso dell'udienza generale del mercoledì.